Allora, rieccoci insieme, un po' la battuta, ci possono essere i margini di miglioramento, questa è una cosa molto importante. Suggerimenti che vengono dai vostri clienti, che possono venire anche da un'osservazione di un osservatore asettico che magari mette il naso dentro e vorrebbe... Come le recepite? Come vengono recepite? Beh, diciamo, Lo so che rispetto è una domanda che mette in croce, lo so, però all'attività ormai viste. specifica forse poi Sì, la sì, sì, dottoressa è in grado di essere più precisa anche perché abbiamo un sistema di valutazione e di richiesta del suggerimento del customer care, come si dice, per cui l'esame di certo. questo è Perché sicuramente c'è esatto, sì. esatto. Noi stiamo lavorando su un fronte di miglioramento progressivo perché è necessario ed opportuno ed è importante, anche pensando a quelle professionalità che insistono nell'attività odontoiatrica, ma che spesso, o diciamo, non penso molti studi sono in grado di offrire ai pazienti. Parlavamo anche la volta precedente della presenza del gnatologo, ovvero di colui che può individuare prima di tutto e correggere con un esame anche tattile, diciamo, oltre che con esami specifici, la corretta o meno posizione del viso, della mandibola sulla mascella, determinata dalla muscolatura, che è a sua volta comandata dagli impulsi del cervello e il cervello ne tiene conto in funzione delle problematiche della persona. Se una persona cammina storta spesso, o ha dei dolori, si diceva, o ha delle cefalee, spesso può essere dovuto a problemi dentali e non di natura reumatica o di altra natura. Questo non sempre lo si ricollega, avere quindi anche queste competenze all'interno e abbiamo dei professionisti molto validi, alcuni anche con i quali stiamo perfezionando adesso un rapporto di collaborazione e questo consente di migliorare ancora di più la prestazione. E poi abbiamo in campo delle cose che non vorrei adesso, come dire, esporre perché sono ancora un po' in fase di definizione, dentro la quale però potremmo offrire presso le nostre sedi e le sedi dei nostri partner una visione, potremmo dire, a 360 gradi di quello che può essere la problematica di una persona. Pensiamo ai cinque sensi, almeno tre di questi vorremmo poterli affrontare, ecco, diciamo così. Perfetto. E il gradimento, dopo le ridò la parola, assolutamente. Il gradimento, quindi l'indice di migliorabilità, perché poi è qui collegato anche poi a una certificazione. Sì, infatti noi siamo tesi al miglioramento continuo, con tutti i questionari anche che sottoponiamo ai pazienti. Per noi è molto importante il suggerimento che ci viene dato al paziente. Ad esempio, una banalità, noi siamo al centro-net dove c'è la torre, quella un po' arrotata su se stessa, rossa, che si vede abbastanza da tutta Padova, però noi siamo su una palazzina, ci sono 4 palazzine a destra e a sinistra della torre, noi siamo sulla prima verso più la via Svirner. Allora alcuni pazienti ci hanno detto guardi che è un po' difficoltoso riuscire a trovarvi, anche se noi abbiamo poi un parcheggio grandissimo che è gratuito, per cui non c'è la problematica di dove lascio la macchina, scade il ticket, mi arriva la multa, tutte queste cose qua che creano comunque ansia, noi non ce le abbiamo. Allora abbiamo provveduto facendo applicare della segnaletica stradale che sulle varie rotonde vicino alle rotatorie vicino al nostro studio indichino la strada e questo è stato importante perché poi abbiamo verificato nei Sì, questionari assolutamente. successivi che buona parte del problema era risolto. Quindi, e questa è una sciocchezza per carità, però crea un disagio. Chiediamo sempre nei questionari come si è trovato, la qualità, il grado di pulizia dello studio, la professionalità dei medici, il grado tecnologico della nostra struttura. Quindi abbiamo sempre il polso di tutta la situazione. Considerate anche che noi abbiamo all'interno del nostro studio l'attacco ad uso interno solo per i nostri pazienti, ci tengo a precisarlo, quindi abbiamo a livello anche tecnologico, stiamo molto attenti ad essere sempre all'avanguardia e questo è apprezzato moltissimo dai pazienti. Poi per quanto riguarda appunto il fatto che siamo certificati ISO, noi segnaliamo quotidianamente tutte le eventuali non conformità che vengono rilevate da noi, dal personale piuttosto che dai medici.
Poi ci tengo anche tantissimo a dire che una volta al mese con il professor Cordioli e tutto il team dei medici si ritrovano alla sera, quindi durante l'orario insomma, che uno di solito dedica alla famiglia, e si discutono i casi più importanti e più difficili che abbiamo Quindi avuto un in quel mese. coordinamento, Un insomma. coordinamento, perché vede, dottoressa, la differenza tra essere in uno studio monoprofessionale dove una persona si confronta con i colleghi solo quando va a fare i corsi di aggiornamento o i congressi piuttosto che da noi è continuo il confronto, perché ad esempio un paziente sta facendo, non so, una terapia canalare, magari si chiama l'implantologo, gli si dice guarda qui, cioè, è veramente molto un rapporto molto sinergico tra le varie Certo. specialistiche, per cui insomma vediamo proprio nel nostro studio quanto sia importante per i medici stessi avere la possibilità di relazionarsi. Allora, questo E questa è una crescita continua. assolutamente, questo è importante. Le torno a dare la parola, che mi ha dato lo spunto con quello che stava raccontando, no? Quindi mi diceva, lei a questo punto ha fatto un controllo per appurare che tutto andasse bene, poi aveva fatto anche le domande di migliorabilità, per esempio con la segnaletica può essere una di queste per agevolare poi l'accesso. La prima cosa che chiesi alla dottoressa era la sicurezza nell'interno dell'ambiente, ovvero quando mi parlò delle sterilizzatrici, dell'attacco senza uscire. Questo mi ha, come si dice, mi ha messo un po' più sereno nel proporre ai colleghi alcune cose, perché lì c'è effettivamente la possibilità di avere quello che invece in altri posti dovrebbero uscire a farsi. Ecco. Qualcuno mi ha anche detto, dopo che io mi sono permesso giustamente di dire quale impegno mi ero anche preso con il social dente, ma in Croazia i denti costano meno, va bene. Dico, e poi te li mettono in 2 giorni e dopo le verifiche, i controlli, la sicurezza, dove ce l'hai? Non è che a fare 20 chilometri se devi farli per andare a Socialdente, a Stanghella o Vicenza o in altre città sia poi così pesante. Tutt'altro. Devi andare in un ambiente dove tu sei sicuro che se hai un problema viene risolto. Che sia anche garantito, insomma, che poi Qualcuno mi ha anche chiesto come si può, per avere la possibilità di ottenere lo sconto che abbiamo, la scontistica che abbiamo fatto. Io ho detto che si rivolgono a qualsiasi associazione imprenditoriale, dagli artigiani al commercio, ai coltivatori diretti, alle associazioni, facciano la tessera che oltretutto dà anche altre possibilità, non solo questa, e di conseguenza è molto più semplificata in sostanza. Che avete avuto già dei vostri iscritti che sono andati, che hanno provveduto, o la cosa è Questo molto non recente? lo so e non lo chiedo mai. Ah, quindi ho capito. Perché io a tutti dico, se hai qualche problema, parla con chi di dovere. Perché parlare di terza persona o quarta persona poi le cose si sminuiscono, Certo. c'è chi semplifica perché per effetto della sua immaginazione, in sostanza, ecco. Dico, se avete qualcosa da dire, lì c'è anche la possibilità di scrivere, mettere nella buca delle lettere, se avete delle rimostranze nei confronti o dell'operatore o dell'ambiente stesso, in sostanza. Assolutamente. Comunque, quindi pensionati, CUPLAC, quindi uno sa se già si è pensionato, è una convenzione che esiste, che quindi dà sì, questa possibilità certo, di certo. Le ricordiamo le altre? Sì. Allora, già ricordava il Presidente Moro che parliamo di 300.000 pensionati ex lavoratori autonomi. Ecco, magari chiedo anche alla regia, c'è la pagina sempre sul web, la prima pagina se non sbaglio, che andando sotto si possono vedere le convenzioni che ci sono. E abbiamo poi da sempre i pensionati e i lavoratori attivi aderenti alla CGIL, alla CISL, alla UIL, all'UGL, che è un quarto sindacato, all'Associazione delle ACLI, l'Associazione dei lavoratori cattolici, presenti in tutto il Veneto, abbiamo le convenzioni con tutte le strutture provinciali,
Abbiamo delle associazioni di categoria come l'ASCOM di Padova o di Verona o di altre province, di Monfalcone, Gorizia ad esempio, laddove siamo presenti. Abbiamo la CNA, di cui Eccole qua, il quindi Presidente CGIL, Moro era CISL. Presidente regionale di San Donà di Piave. Abbiamo quindi una gamma ampia e l'elenco appunto è piuttosto lungo, diciamo, perché Già ce uno ne vedendo sono le sia di sigle carattere si rende regionale conto. o interregionale sia di carattere locale. Ad esempio importante recentemente abbiamo fatto con l'associazione Avis, che non è l'autonoleggio ma sono i donatori di sangue, di Verona e di Soave, con i quali proprio il 22 di questo mese a Soave avremo un incontro all'interno di una loro iniziativa, di una loro manifestazione. Questo significa abbiamo avuto e avremo dei contatti con alcune università popolari per fare degli incontri pomeridiani o serali a seconda dei calendari di attività, dove affrontare, così come avete avuto modo di poter vedere nelle precedenti trasmissioni trattate dal professor Cordioli o dal professor Rossi, delle tematiche specifiche che abbiamo visto incontrare molta soddisfazione Sì. e gradimento da parte Che sono un dei po' le partecipanti. domande più frequenti che molti si pongono e che poi ho scoperto non hanno il coraggio di porre al medico. C'è è un'altra questione, per cui O lo si pone sempre dicendo qualcuno ha, no? E invece, come dicevi prima all'inizio dell'incontro, bisogna fare come dire, una rasserenante constatazione. La qualità della vita e la longevità si allunga, soprattutto il popolo italiano che insieme a quello giapponese detiene un po' il primato. Non c'è dubbio che migliorando la prevenzione, le cure, l'alimentazione, facendo attività fisica, anche il progredire dell'età porta con sé un sufficiente e buono per la stragrande maggioranza delle persone qualità della vita, senso di benessere, ma non c'è altrettanto dubbio che alcune parti del nostro organismo comunque si deteriorano, si indeboliscono, no? L'apparato dei denti e della bocca è uno di questi. Io posso anche arrivare a 80-90 anni tutto sommato in buona salute, ma non c'è dubbio che la bocca può risentire più di altri organi un affaticamento. Ecco perché quindi la prevenzione e la visita per tempo consentono di prevenire mali maggiori, spendere meno e poter mantenere, come ricordavi, un sorriso e anche una qualità nel poter alimentarsi, nel mangiare, nella masticazione, esatto. che consente di, uno, sentirsi meglio con se stessi, condizione indispensabile per sentirsi meglio con gli altri. E quindi le convenzioni, poi per ritornare un attimo alla domanda iniziale, che cosa consentono, oltre a creare questo clima di fiducia? Hanno un'opportunità, noi non diciamo venite che vi facciamo lo sconto del 5 o del 10, perché il paziente non sa se il 10 me lo applichi su 800, su 900, su 500. C'è un listino che è quello allegato alle convenzioni, il paziente quando gli viene fatto il preventivo viene fatto sul listino che è identico e di conseguenza, come dire, da lì non si scappa e come ricordava la dottoressa, le tariffe non sono costruite per guadagnare, noi siamo una cooperativa sociale, non abbiamo il lucro come fine, abbiamo la qualità del servizio, abbiamo progetti sociali da sostenere attraverso le quote di coloro che aderiscono a Social Dent con la tessera di 25 euro e questa è la nostra filosofia. Questo è importantissimo. Volevo prendere il discorso, abbiamo accennato agli anziani, poi con il cupla, chiarissimo, eccetera. E poi per quanto riguarda invece anche le famiglie e poi i più giovani, i bambini. Aspetto famiglie, so che avete adesso anche delle iniziative, no? Certo. Che adesso finiscono le scuole. Certo, adesso che finiscono le scuole, che sono i nonni appunto a prendersi cura dei nipotini a tempo pieno perché non hanno più neanche lo spazio della scuola, per cui abbiamo fatto questa promozione che partirà da lunedì 9 giugno e andrà fino alla prima settimana di settembre e i nonni possono portare i nipoti a fare la visita e consideri che verrà fatto per quanto riguarda la visita ai dentini decidui piuttosto che ai primi permanenti, viene fatta la visita
c'è la promozione delle sigillature che abbiamo parlato l'altra volta, che sono appunto questa sorta di laccatura dei denti che scongiura un po' il pericolo delle carie quando i bambini ancora non sono in grado di spazzolare bene la parte occlusale del dente. Viene appunto messo questo liquido che si stende bene nei solchi, viene polimerizzato, diventa rigido, e se rimane un po' di cibo almeno c'è un po' di protezione, ecco. Quindi i sigilli, poi facciamo la visita con l'ortodontista, lastre, foto, impronte e studio ortodontico, e anche per i nonni che portano i bambini, non dimentichiamoceli, possono fare la visita anche loro contemporaneamente. E abbiamo proprio in questo periodo lo stesso una promozione per quanto riguarda le protesi totali o parziali, gli scheletrati, le corone in ceramica, la famosa capsulina, ma anche gli impianti. Perché io vedo che gli anziani, sapendo appunto rispetto al discorso che facevamo prima, al grado di longevità che c'è adesso, il grado di aspettativa della vita, hanno piacere di rimettere i denti mancanti con delle protesi fisse, quindi impianto e corona, e non avere problemi, anche perché rispetto a qualche decennio fa gli anziani sono veramente persone piene di energia, di vita, si tengono in movimento, fanno attività sportive, la nutrizione è migliorata, quindi riuscire a mantenere un'alimentazione sana, perché si può masticare, è fondamentale a livello sistemico per avere una salute globale, non solo relativa alla bocca, ma anche psicofisica. Anche la mente, quanti in età adulta, quando uno pensa che ormai invece trovano magari un compagno, hanno di nuovo una vita affettiva, sociale molto interessante. Questo è veramente da sostenere. Fondamentale. Sì. Allora andiamo subito in pubblicità rapidissimi e poi vediamo di riprendere i discorsi.